Ambra. Cognome. Pintore. Data di nascita non si saprà mai perché è un evergreen di quelle che non invecchia proprio. Cioè della serie per lei gli anni passano ma è sempre bellissima. Professione. Conduttrice televisiva. Poi cantante. Cantante ed attrice. Bravissimo. Segni particolari. Elegantissima e bellissima. È questo che abbiamo voluto dire di Ambra Pintore. Buongiorno Ambra. Buongiorno. E grazie per aver accettato l'invito. l'invito. Per Grazie me a voi. È davvero un piacere, innanzitutto perché condivido un momento di lavoro ma con una amica. Anche uno quindi, insomma, spaccato di vita. Sì, mi fa piacere Bellissimo. doppio. Però io dico il mondo della comunicazione perché in realtà poi tu nella tua carriera non ti sei soffermata, soprattutto negli ultimi tempi, solo alla televisione. Però regina della televisione, lo dobbiamo dire, questo è vero. Insomma, se uno pensa alla televisione in Sardegna pensa al volto di Ambra. Ma sì, dai, accetto volentieri questo È vero. regina, è bello, perché no? Va bene, è sì, acclarato dai Io fatti. voglio partire perché parlavamo proprio poco fa fuori onda di quanto dal 99 in avanti, Sì. no? È successo tutto, insomma. Sì. Però voglio capire come arriva questa passione per il piccolo schermo, per lo spettacolo, per l'arte in generale. Allora, ogni tanto mi capita di raccontare questo aneddoto. Beh, la televisione era proprio lontanissima da tutti i miei pensieri. Addirittura. Io facevo teatro ed ero anche una di quelle un pochino con la puzza sotto il naso che pensava che chi facesse teatro era al di sopra degli altri, cosa che non è male, quindi non è La male. televisione era anche fatta insomma, di gente un po' becera così. Però comunque sai, il mondo del teatro a volte ha quest'aurea un pochino. È l'arte sublime. Ecco, l'attore. È la verità. Però cosa succede? Che faccio Miss Italia, che è proprio stata una cosa così. Ma la fai da conduttrice o da concorrente? No, da concorrente. da concorrente. È una bella ragazza. No, Certo, ma pensavo l'avesse condotta. Cosa succede? Che conosco le mitiche sorelle Piredda, che vi ricorderete, Sì, le come no, le stiliste, che inizialmente non mi fecero sfilare perché ero troppo pienotta. Come sarebbe? Come troppo pieno. Sì. Cioè, non riesco a seguire. Beh, qui ci prende in contropiede. Beh, avevo i fianchi tipo 3 chiletti in più di ora, quindi per loro un po' pienotta. Però io l'anno dopo sono un po' dimagrita. Il presidente Mameli e noi, diciamo, in generale adoriamo la donna con le forme. Ecco, quindi, vabbè. Sì, entro i limiti. Però. Cioè, Diciamo che per fortuna loro sono andate oltre la forma perché si sono rese conto che io al di là dello sfilare comunque avevo delle potenzialità intellettive. Non avevo dubbi. insomma, 7 per 8 faceva sempre 56, perché è quello il proverbio. E quindi chiesero a loro se avevano una persona che sapesse parlare anche di buona presenza per fare un programma a Videolina. Non ricordo chi di Videolina glielo chiese e loro fecero il mio nome. Da lì Così. È è nata iniziato, ma la quindi Intuirono le tue potenzialità. devo dire che indubbiamente, dai. Ma sì. i primi approcci, perché ovviamente per tanti anni tu sei rimasta legata. Il primo programma è fallito, quello che ho fatto. Che cos'era? Si chiamava Tutto Motori. Tutto motore. Donne e motori. Vedi subito però a mettere la Non donna ti a fianco dico, ai guarda, se mi motori. ricordo, dentro una concessionaria di auto, una cosa tremenda. Comunque è fallito, non è mai andato in onda. Nella mente dei sardi esiste Ambra ed esiste il folk. Quanto questo ti è caduto addosso e quanto questo sia parte anche dei tuoi interessi? No, beh, parte dei miei interessi al 100%. Uno, perché mio padre mi ha instillato proprio, mi ha fatto bere folk, tra virgolette. Tuo Perché babbo mio padre era un acculturato nel campo? è ancora vivo, Grazie, per fortuna. scusami. Sei acculturato, scusa, ragione. Lunga vita mio padre, soprattutto alla categoria nonni. Ci mancherà tutto. Perché la categoria nonni in questo momento mi sta salvando la vita, quindi Superato. allora, È stato. Il tempo era imperfetto. Salutiamo il tuo padre, come si chiama? Allora, mio padre si chiama Giovanni. In questo momento Giovanni. forse, Ciao, Giovanni. però mi sta guardando mia mamma con i miei figli. Bene, allora credo, salutiamo la nonna Anche che la si mamma, chiama sì. che si chiama Maria Grazia. Maria Grazie. Grazia. Giovanni, Ciao, Giovanni, lunga ciao. vita vosatrus, E con le bimbe anche, i bimbi, no, i bimbi in realtà Sono un mix, uno mix, maschio, uno femmina. maschio e femmina, tutte e due. Bene, allora dicevamo appunto. No, dicevamo quindi mio padre è un appassionato di canto a chitarra e di poesia di improvvisazione, quindi diciamo la passione più estrema che può esistere nel mondo folk. dell'ambiente della musica sarda. E poi a teatro ho fatto diversi anni di lavoro sulla musica sarda e sul canto.
Quindi quando io sono arrivata a iniziare, insomma, a lavorare in TV era già un mio bagaglio. Quindi aveva già un entroterra, vedi? E poi chiaramente negli anni è diventato anche un interesse sempre più forte, radicato, pregnante, e continua ad esserlo. Le piazze piene dove c'è la nostra continua ad esserlo, e devo dire che si è spostato anche leggermente l'interesse sulla tradizione per quanto riguarda le tante capacità di Ambra, perché appunto conduttrice, inizialmente modella, poi dopo hanno capito che aveva tanto da dire, quindi diventa una bella donna che sa parlare bene e sa comunicare bene, quindi la televisione, e però poi dopo il teatro inizialmente ha dato spunto a tornare a teatro, ma allargare sulla musica anche, perché quest'ultimo filone è legato alla musica. Ti faccio una domanda che così è una curiosità mia personale, ma la televisione ti piace in qualità di mezzo e ti piacerebbe utilizzarla anche per esprimerti in maniera diversa rispetto al folk, oppure non ti interessa? Nel Folk, senso... che poi magari è anche sbagliato dire folk, tradizioni, tradizioni. Sì. È un discorso è un discorso lungo, lo so, ci vorrebbe Ottavio Nieddu a spiegare tutto quanto. No, la televisione mi piace a prescindere dal... Quindi ti piacerebbe fare anche altro in televisione che possa essere lontano? Lo hai fatto per un periodo? Benissimo, l'ho fatto in un anno di trasmissione su Videolina che si intitolava Videolina Mattina, ed è stata un'esperienza spettacolare, grandiosa. Purtroppo la televisione ti dà un'etichetta, quindi se tu per tanti anni hai presentato Sardegna Canta, pare che quello tu sia quello. In realtà non è così, quindi una persona anche minimamente intelligente capisce che se tu sei una persona che ha delle qualità, che sa fare il suo mestiere, lo sa fare a prescindere anche dalla tematica. Detto ciò, sì, mi piace. Poi alcune cose non le trovo adatte a me, però ci sarebbero tanti programmi che potrei fare. Esatto, non tutto nella vita a volte si sposa con quello che è la tua esigenza, devi anche un po' trovare delle vie di mezzo, insomma si fa, è come in tutti i mestieri, no? Del resto non sempre si fa quello che ci piace direttamente, però l'importante è fare e lavorare. Ora in contesto invece musicale vorrei far vedere questo video e poi torniamo un attimo per parlare di quest'altra parallela passione che naviga a fianco a te da qualche anno. Vediamo. Mescola svelto, muriga limba, sfaetto se sente, muriga. Mescola lingue, parole e genti, muriga. E su di Sizu chi muove sta strumas, muriga. E il desiderio che muove le folle, muriga. Mescola insieme e riempi il cuore, muriga. Di chi non ha né casa e né tregua, muriga. Per chi dovunque si sente d'avanzo.
Insomma, abbiamo visto quanto tu sia brava e soprattutto brava? credibile, perché io credo che un artista, per essere artista a 360 gradi, poi abbia bisogno della credibilità quando si spende in certi progetti, no? Quindi tu sei credibile nel teatro, e poi lo vedremo più avanti, credibile nella assolutamente conduzione televisiva e credibile nella musica. Questo secondo me è una dote pazzesca, e quindi mi fa piacere dirtelo, perché è una cosa che è credo. veramente una diva. Ecco, la musica, Muriga, il Muriga Tour è stato insomma il primo esperimento, no, musicale per te. Muriga poi vuol dire mescola, cosa vuol dire? Sì, vuol dire mescola, e in questo caso mescola lingue, mescola etnie, esperienze di vita, esperienze musicali. E come ti vesti, nel senso, da un punto di vista proprio del calarti poi da cantante, come ti vesti addosso questa figura? Te la senti tua o ti snaturi per poi entrare in un altro filone che dici ok? Guarda, la credibilità, quella che dici tu, nasce solo dall'essere completamente a tuo agio in quello che fai. Allora, io il momento in cui sono più me stessa è sul palcoscenico, quando canto e quando sono parte di uno spettacolo tra il teatro e la musica. Quello secondo me è il momento in cui mi esprimo meglio, in cui io non mi nascondo. Stai dicendo che la televisione sarebbe anche l'ultima delle voci se dovessi fare una classifica? Sì, assolutamente sì. Teatro, musica e televisione? No, musica, teatro e televisione. Fino a qualche anno fa pensavo teatro. Quando ho scoperto la musica in prima persona, in maniera così intensa, è cambiato proprio il mio l'equilibrio. Sì, quindi no, valore. Musica, assolutamente. La musica, allora mi dicono adesso che siamo alle 9:47, quindi dobbiamo andare in pubblicità. Mi richiamano all'ordine, è giusto che sia così. Io farei 6 ore di trasmissione con Ambra, invece qui il tempo passa troppo veloce. Dai, pubblicità. Io no, però 6 ore no. 6 ore no. Ma 6 ore nel senso che è talmente facile, nobile del chiacchierare. Però anche 6 ore io le farei 6 ore. Una bella maratoncina così rapida. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con Ambra Pintore qui ai Due di Via Venturi. Ora, abbiamo detto teatro, abbiamo detto che comunque il teatro è una forma importante dove si impara a recitare, però ti sei messa a disposizione anche del cinema, perché hai fatto anche... mi metterei anche adesso a disposizione. Certo. Se ci fossero le condizioni, vero? Ultima Frontiera è stata un'esperienza cinematografica, tra l'altro anche molto bella. È stata bella perché è nata per caso, e avrei dovuto essere io la protagonista di quella fiction. Quindi sono stata chi è chiamata... che te l'ha soffiata poi la parte? No, me l'ha soffiata semplicemente nei calcoli della Rai, nel senso che malgrado il regista, lo sceneggiatore volessero una sarda e fossero orientati su di me, io sono stata una settimana a Roma a lavorare con un coach, quindi ho fatto tutte le prove, i provini eccetera. La Rai ha scelto un nome che avesse più appeal a livello nazionale del mio, che chiaramente non era conosciuto da nessuno. Quindi, no, da nessuno direi di no. Beh, Sardegna è anche diciamo rispetto, ecco, quindi mi hanno chiamato un po' Tristani dicendomi non so se vuoi, abbiamo una particina almeno per averti. Tristani è il cognome di chi ti ha chiamato? No, Tristi tra virgolette. E io ho accettato lo stesso perché comunque era una bella esperienza. Era una bella esperienza. Vediamola questa esperienza. Ho fatto questo minuto di gloria. Ultima Frontiera, Ambra Pintore al cinema, anzi nella fiction. Poi mio marito ha cambiato programma. Quell'uomo è uscito all'improvviso. Ma non è con voi che devo parlare. È col signor tenente. Siete voi De Marchi? Sì, sono io. Siete quello forestiero? Sono io. Che cosa avete da dirmi? Noi non dovevamo essere qui oggi. Quell'uomo è uscito dal bosco. Mi ha fatto scendere da cavallo col mio bambino. Io non l'ho mai visto prima. Lui ha sparato a mio marito. Vai a Nuoro, mi ha detto, a cercare il tenente De Marchi, quello forestiero. E digli che sono stato io. Io chi? Elias Satta Pintore.
E non ha detto nient'altro. Signora. Venga, signora. Manna, Comandi. accompagna la signora fuori, per favore. Bella, Eri Sai- drammatica, Sai la cosa bella che adesso mi è venuta in mente? Che quando ho girato questa scena, alla fine della scena, chiaramente lì ci vediamo solo noi, però in realtà era pieno di gente in una certo, stanza certo. piccolissima, È ovvio, molto più me lo piccola di questa. Ce lo immaginiamo. C'è stato un applauso, proprio tutti. Io sono d'accordo. Beh, vabbè, ma Con perché l'applauso. anche adesso- qui eri credibile, capisci? Guarda, è Intensa, l'ho trovato stato drammatica. È stato bellissimo. Ma il filone bello, film per sì, la TV, quindi sì. cinema per la TV o cinema in generale, ti è passato di fronte, ma poi non l'hai inseguito più di tanto alla fine, no? Allora, il problema è che io sono una donna che si impegna nelle cose poi che ha. Sotto mano. Siccome mi sono capitate delle altre cose, Questa- la Sardegna mi ha un po' preso nel suo. Questa è una Sì. dichiarazione che bisogna stare Cioè? attenti, perché lei ha detto: io sono una donna che si impegna per le cose che ha. Ma mi pare che il tuo compagno viva a Varese, quindi tu ti devi impegnare anche a mantenere Sì, vabbè, certo, ma questo il ormai- papà dei bimbi che Dei ci stanno bimbi, guardando. sì. Sta a Varese, quindi tu ti impegni anche a distanza, diciamoci la verità. Purtroppo sì, Purtroppo purtroppo sì. ha ragione. E tra l'altro, comunque, tornando alla musica, è un compagno di viaggio non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nell'esperienza Sì, musicale. sì. Roberto l'ho conosciuto quando ho iniziato a lavorare al disco, perché lui era un amico del mio primo arrangiatore autore. Vabbè, lui è anche un musicista, Quindi è un chiaramente. musicista, lui. Quindi lui e il suo socio hanno iniziato a lavorare agli arrangiamenti del mio disco. E così ci siamo conosciuti. Ed E è da lì scoppiato l'amore. è scoppiato tutto, Sono un grande Benedettini, casino. Che casino. No, Amore. un bel casino della vita questo. Questi sono È i un bei casini incendio della di vita. sentimenti. Sì, Perdonami sì, questa sì, frase. sì. Allora, l'esperienza invece con Nino D'Angelo a Sanremo, io vorrei far vedere queste immagini, nel frattempo le facciamo vedere, però anche lì un altro bel palcoscenico. Ma sì, guarda, quella è stata una piccola, grande cosa molto succosa, durata veramente poco, però. Cos'era? 2010? No, Sì, 2011. Qualche anno fa, insomma, non più di 2010 non più di forse. 3-4 Eccomi anni qua, fa, eccola lì. Vediamola. Ho cantato 15 secondi, però. Però sul palco di Sanremo ci Però- salgono in pochi. Se volete ve la canto adesso, ma non la canto Io tutta sì. questa canzone. Facciamola cantare. No, la faccio, infatti nel mio concerto la canto però, perché alla fine era un bel Era un bel pezzo, pezzo, un bel melodico. pezzo. L'idea era di farti cantare, Sì, visto sì, che sì. ti sei Certo, già... a cappella, così. Ve la Vabbè, accetto, tu guarda non che hai la problemi accetto, di ce l'ho il cantare, mio mal di dai, gola. qual è il problema? Se vuoi accennarla puoi Sì, farlo, dai, io non voglio fallo per noi. La Grazie. Il titolo della Diletta. canzone era Yammo ya. Yam Ya. Meridionale, siamo terra chiene mare, che nessuno può capire, siamo all'evera appicciato, che nessuno può sentire. Che Brava, meraviglia, brava. no, ma Sei bella alla voce. fine Ma è una bellissima voce. non solo la lingua sei sarda, ma anche veramente quella brava. napoletana, insomma il canto è bello perché poi ti mette a disposizione la possibilità di essere a contatto con le lingue di tutte le provenienze, che sia napoletano, sardo, inglese. In inglese qualcosa hai cantato? Nel mio progetto Hai sì. fatto qualche cover? Per ora Una l'ho vista da qualche l'unica parte, cosa che c'è dentro il anche mio in inglese? repertorio è un pezzo di Peter Gabriel. Sì, Solo esatto, questo. esatto, ho sentito questo. Ora stiamo andando verso Natale e quindi i canti sacri sono un'altra di quelle cose che tu abbracci a proposito di tradizione Sì, questo. e che ti piace sperimentare. Dico stiamo andando verso Natale perché poi questi canti sono sicuramente molto legati anche al periodo natalizio, no? Allora, guarda, questo è un progetto a cui tengo molto perché è uno spettacolo dove la musica è interpretata anche in questo caso in un giro molto interessante nella religiosità di vari continenti.
tra i quali in particolare l'Africa, il Sud America, e ci sono delle realtà che non sono normalmente conosciute che noi riportiamo in musica. Chiaramente non ci dimentichiamo anche della tradizione italiana, della musica. Siccome la clip mi dicono che è lunga, che abbiamo preparato, beh, non fatela vedere tutta. Usciamo dalla clip un po' prima, però facciamo vedere un po' anche Ambra impegnata nei canti sacri, dai. Questo poi era un bel concerto di Natale di 2 anni fa. Ero in Cina. Te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial. Amen, but let's join, amen. I sing my amen, amen, amen. La Madonna delle conchiglie ha gli occhi come biglie, come coralli, è vestita di drappi. Devo dire straordinaria, perché chiudiamo qui le immagini, scusate, ma perché siamo proprio quasi alla fine, volevamo finire parlando di una cosa molto importante che è sempre legata ad Ambra, però devo dire che ti incastri e ti riesci a sposare con tutte le situazioni che ti trovi di fronte sempre in maniera splendida. Io non so altro che dirti questo, ma è la verità, perché ogni cosa che vedo è proprio bella. Diciamo che faccio anche le cose nelle quali studi, ti metti a lavorare, perché non è frutto del niente, no. Non è frutto dell'improvvisazione. Senti, l'improvvisazione è un'arte che si mette in pratica quando si è sul palcoscenico, ma l'improvvisazione deve essere fondata sugli studi, su certe Allora sicurezze. siamo in chiusura, farà un'operetta, prima o poi la farà un'operetta, perché ha tutta la teatralità, la passionalità, la superba voce. Ma diciamo questo festival Folkest e quindi il tuo viaggio a Spilimbergo di quando è? 2 anni fa? No, di quest'anno? No, è 2014, è un festival molto tu importante. hai vinto il Folkest, uno dei festival davvero importanti. Anche se devo dire che in Sardegna non ne hanno parlato molto, infatti questa cosa è veramente tremenda, ma non per me, ma perché credo per la prima volta una sarda vince un festival così importante e non se ne è parlato granché. Abbiamo il film anche in questo caso, le immagini, se facciamo vedere qualcosa mentre parliamo chiudiamo quasi in questa maniera, lo dico alla regia. No, beh, importante perché dà un respiro mondiale, no? Sì, è un festival che ha più di 30 anni, nel quale hanno partecipato tanti artisti e comunque è una selezione seria, quindi insomma averla vinta è un bel premio. È stata una grande soddisfazione. Una grande valenza artistica. No, soprattutto in questo momento duro per chi vuole fare questo mestiere, perché è veramente difficile, la realtà non ti aiuta, quindi avere un riconoscimento almeno ti fa sperare e ti fa capire che il tuo progetto vale, quindi vale la pena di investire sempre per il futuro. Ora il futuro è nella musica, in TV, al cinema, a teatro. Dov'è il futuro? Guarda, o dietro l'angolo? In questo momento sinceramente non vorrei fosse nella musica, e sto continuando a lavorare su questo perché stiamo preparando il secondo disco. Possiamo tornare in studio se volete, lo dico. Quindi sulla musica sicuramente, la televisione non lo so. Sì, ma non so ancora in che modo, e soprattutto mi piacerebbe fare delle cose nuove, e poi altro vediamo. Bene, allora siccome le pagine bianche da scrivere del libro della carriera di Ambra Pintore saranno ancora tante, io davvero, anche con 2 minuti di ritardo, però grazie di cuore per essere Non dimentichiamoci che oggi è la giornata contro la violenza. Infatti volevo proprio chiudere così, mi hai dato lo spunto, ma volevo proprio chiudere lì, volevo chiudere con un piccolo messaggio tuo per le donne. Guarda, per le donne io credo che sia importantissimo che noi mamme educhiamo i nostri figli maschi al rispetto delle donne da quando sono neonati, e che educhiamo le nostre figlie femmine ad avere stima, autonomia e forza. Questa è l'unica prevenzione che possiamo fare. Noi mamme, noi padri, noi genitori dobbiamo dare fiducia alle donne, quindi alle nostre figlie, e dobbiamo insegnare agli uomini ad avere rispetto, perché non hanno mai il diritto neanche di sfiorarci con una rosa. Bene, con queste parole e con questo messaggio, se lo mettiamo in sovraimpressione, Carmen Dodd
Olbia, io condivido il fiocco rosa contro la violenza sulle donne. Vi diciamo grazie ad Ambra Pintore per essere passato di qui dai due di Via Venturi. Grazie al presidente Mameli, Stefano Perra, Gigi Perra, Ligia Fabietto. Le puntate ovviamente quelle in replica sapete ormai 21, Sardegna 3, 1 di notte, Sardegna 1. Se vi siete persi qualcosa, domani mattina alle 8 saremo di nuovo con voi. Ciao, a domani alle 8 cari telespettatori.